sindaci di capoluogo oggi riuniti a Verona per discutere della manovra. Il sindaco Gobbo dice: siamo pronti all'obiezione fiscale. Voltiamo pagina, ora la protesta dei sindaci che si dicono pronti alla disobbedienza fiscale, la provocazione del sindaco di Treviso per contrastare la manovra finanziaria che getterà sul lastrico i comuni veneti. Sentiamo. La partecipazione dei comuni ai benefici della lotta all'evasione fiscale, meccanismi correttivi che premino i comuni virtuosi, anticipo delle norme del federalismo fiscale. Queste in sintesi alcune delle richieste dei sindaci delle città capoluogo del Veneto al governo. Richieste precise per non soccombere alla manovra finanziaria e decise oggi in un incontro a Verona. Ma se non bastasse, pronta la provocatoria soluzione firmata Giampaolo Gobbo. Un'obiezione fiscale. Invece di trasferire le risorse allo Stato, i comuni sarebbero pronti a destinarle ad altri settori come la sanità o il sociale. Se io nel sociale oggi con la crisi, con i problemi che ci sono eccetera e sono senza fondi, io potrei rigirarli in questo senso. Il documento verrà consegnato martedì 29 giugno nell'incontro che i sindaci avranno con il presidente della regione. Facciamo sì che sia veramente attivo e fattivo quel federalismo, quell'autonomia, quell'autogoverno che tutti, ripeto, tutti in Veneto auspichiamo. Intanto a Preganziol si riunivano i sindaci dei comuni trevigiani, un altro vertice, un'altra lista di intenti, ma in pochi sembra parteciperanno alla manifestazione organizzata per mercoledì davanti al Senato.